Siamo ancora lontani dalla fine della crisi economica e le famiglie sono costrette a risparmiare anche sul carrello della spesa. Calano in particolare i consumi di carne del 3% e il dato potrebbe essere fin troppo prudente. I consumi di carne sono in calo di una media del 3% e la gente viene e compra molto meno. E siamo molto in difficoltà perché consumano prodotti anche da poco prezzo e attualmente si fa un po' fatica a tirare avanti. La gente che si reca in macelleria, continua il signor Darè, chiede pollo, tacchino, maiale, prodotti in ogni caso a basso costo. Una risposta a questa situazione la dà la Confcommercio veneziana con una serie di serate enogastronomiche. Si tratta di una rassegna gastronomica che riunisce ristoratori e macellai per promuovere presso i nostri clienti il consumo di carne di qualità. Abbiamo 13 serate in provincia di Venezia, dove 13 ristoratori abbinati ad altrettanti macellai propongono il bisteccon. Bisogna muoversi ancora, non vuol dire andare al ristorante e spendere cifre da capogiro. Si può mangiare bene ottimi tagli di carne, cucinati in modo giusto, senza spendere follie. Il bisteccon dunque si può considerare la risposta veneziana alla fiorentina, un prodotto locale di alta qualità ad un prezzo decisamente accessibile.